Contagi e vittime, superato il muro dei 5.000 decessi e numero di ricoveri pari a 7 ospedali di provincia. Zaia, attendiamo il governo sulle restrizioni perché devono essere accompagnati dai ristori. Mortalità. Rispetto alla media dei 3 anni precedenti, il numero di decessi nelle ultime 2 settimane di novembre è cresciuto del 44%, oggi la media è come quella di marzo-aprile. Crack, Banca Popolare di Vicenza, le requisitorie dell'accusa nel processo ai vertici dell'istituto, chiesti 10 anni per l'ex presidente Zonin. Rifiuta di mettersi la mascherina, ventenne crea scompiglio alla stazione ferroviaria di Castelfranco, costringendo i passeggeri a cambiare treno, l'intervento dei carabinieri. L'omicidio di San Giacomo di Veglia, l'accusato Cuccato nega di aver cercato di uccidere anche la 39enne di cui si era invaghito, domani in carcere l'interrogatorio di garanzia. La banda della Ruspa ancora in azione nella Marca, la scorsa notte assalto a un distributore di Castello di Godego, sradicata colonnina del denaro, un colpo simile in ottobre a Motta di Livenza. Allarme solitudine che aggravata dal Covid potrebbe complicarsi ulteriormente a Natale, da qui la non stop natalizia di Telefono Amico Treviso. Buonasera, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Sono i dati del contagio ad aprire anche questa sera il nostro telegiornale con un dato molto forte, quello relativo ai decessi, perché si è superata la soglia psicologica e non solo dei 5.000 decessi dall'inizio della pandemia, per l'esattezza 5.036 i decessi. Per quanto riguarda invece i nuovi casi, nelle 24 ore sono stati 3.339 in tutto il Veneto, 1.672 soltanto nella giornata di oggi. Dati che si traducono in una pressione sempre elevatissima sulle strutture sanitarie, come ha rilevato oggi il governatore Zaia. Zaia che guarda anche ai nuovi decreti per il Natale, alle nuove restrizioni e dice benvengano, ma servono i ristori. La situazione è assolutamente pesante. 3.324 è un numero importante, cioè voi considerate che sono quasi 7 ospedali grandi di provincia che se ne vanno e sono dedicati, orientati, tutti formatati per il paziente Covid. Non si allenta la pressione sugli ospedali veneti con le terapie intensive che sono in linea rispetto al picco di marzo, ma con i ricoveri in area non critica che sono un terzo in più rispetto alla prima ondata. E oggi arriva anche un dato molto alto legato ai decessi delle ultime 24 ore, numero che va però letto con una considerazione. Sono 165, ma vi dico, poi fate quello che volete, però l'onestà intellettuale è di dire che qui abbiamo dati caricati tardivamente. Intanto ieri dall'incontro con i sindaci sono emerse posizioni diverse tra i primi cittadini, uniti però da una considerazione comune. Le misure sono direttamente proporzionali alla quantità di ristori che potremmo essere sicuri di avere. Rispetto ad eventuali restrizioni che il governo penserà di adottare, siamo pronti ad assumerle anche noi, chiarisce Zaia, che poi aggiunge. E se non si è fatto, diciamo, il volo dell'angelo per assumerle, è per un semplice motivo. Perché vi ricordate le ultime che ho assunto? Senza nessun ristoro. Se invece non c'è una decisione, diciamo, affiancata dai ristori, è ovvio che si va a una soluzione di minima semplicemente per gli assembramenti del sabato e della domenica. Si attende dunque la decisione del governo che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Non provvediamo ancora a scelte autonome per un semplice motivo che è partita l'interlocuzione di tutte le regioni italiane con il governo, sentendo sia il governo che i colleghi. Immagino che la volta di domani una decisione ci sarà. Ed è notizia di oggi che l'approvazione del vaccino anti-Covid da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali potrebbe arrivare entro Natale, anticipando dunque i tempi previsti. Noi siamo qui che preghiamo che arrivino i vaccini, ma preghiamo veramente, perché se arrivano i vaccini almeno abbiamo un raggio di sole in questa tragedia. E così gli effetti del Covid si riflettono anche a livello statistico sull'aumento dei decessi in Veneto, cresciuto del 44% rispetto allo stesso periodo dei 3 anni precedenti. È l'aspetto più drammatico di un'epidemia che al momento ha già provocato circa 5.000 decessi nel solo Veneto.
Si tratta dell'aumento della mortalità rispetto a quella che era la media dei 3 anni precedenti l'arrivo del coronavirus. Abbiamo visto che gli ultimi 15 giorni di marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati quelli peggiori per quanto riguarda questo tipo di esito, con un eccesso di mortalità compreso fra più il 38-39% rispetto ai dati dello stesso periodo valutati nei 3 anni precedenti. Nel mese di novembre, nei primi 15 giorni di novembre abbiamo un più 32% e la seconda metà di novembre 44%. Nel dettaglio, nel periodo marzo-aprile il maggiore aumento di decessi rispetto alle medie degli anni precedenti si è registrato nell'ULSS Scaligera, più 42%, e nell'ULSS Pedemontana, più 33%. I maggiori aumenti a novembre sono stati ancora nell'ULSS Scaligera, più 59%, Berica, più 57% e Dolomiti, più 51%. Viceversa, l'incidenza minore, sia in primavera che in autunno, si è registrata nelle ULSS Polesana e del Veneto orientale. Lì le condizioni di rischio legate alla mortalità sono l'appartenenza al sesso maschile e poi l'età superiore ai 70 anni, concentrandosi soprattutto sopra i 75 anni e sopra gli 80 anni. In quest'ultimo periodo l'incidenza del contagio, vale a dire il più alto numero di positivi, si concentra in una fascia d'età tra i 25 e i 64 anni. Siamo noi dell'età media che contraiamo l'infezione e probabilmente la portiamo agli anziani che poi vanno incontro ai ricoveri e vanno incontro a morte. Il servizio epidemiologico regionale ha anche registrato un aumento di decessi senza una diagnosi precisa di Covid per chi soffre di patologie croniche, in particolare diabete e patologie respiratorie e circolatorie. Chiaro che con questi dati il vaccino anti-Covid diventi sempre più cruciale, importante, potrebbero diventare quindi ancora più stretti i tempi per l'approvazione di uno dei vaccini in campo, quello di Pfizer, da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali, con un via libera già prima di Natale. La conferma arriva dal senatore Dem Andrea Ferrazzi. La bella notizia di queste ore è che sembra che l'EMA possa dare anche all'Europa il via libera al vaccino Pfizer prima del 29 dicembre. Si sta ipotizzando addirittura la data del 23 dicembre, che significa che la prossima settimana potrebbe arrivare l'ok. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha già deciso che nel momento in cui l'EMA dà l'ok in 3 giorni, la Commissione Europea darà l'ok definitivo e all'interno di questi 3 giorni i singoli stati hanno solamente 24 ore di tempo per muoversi. È evidente che se questo avverrà, e speriamo tutti questo avvenga, poi bisogna fare un lavoro poderoso di organizzazione del piano vaccinale che deve funzionare come Dio comanda. Potrebbe partire già, verso alla fine, verso il 10, no? Probabilmente di gennaio, tenendo conto che in alcuni paesi è già partito, perché in alcuni paesi l'ente sanitario ha già dato la propria approvazione, di queste ore l'approvazione negli Stati Uniti, era già stato fatto in Canada, la Gran Bretagna, che ha un sistema di controllo particolare, è già partita la scorsa settimana. Ora bisogna procedere, ovviamente con tutti i controlli, perché il vaccino è una cosa seria, quindi chi si vaccina deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare con tutta la sicurezza e la tranquillità che serve. Questa quindi forse è l'unica buona notizia di giornata, mentre in queste ore divampa il dibattito sulle restrizioni di Natale, sull'attribuzione di fascia giallo, arancione, rosso. E a proposito vi chiediamo questa sera per il nostro sondaggio regioni e colori, sistema fallito? La domanda come sempre è diretta, se sì il sistema è fallito 0422 1626 691, il numero è quello in verde, no 0422 1626 690. La chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino. Torniamo al caso della maestra negazionista di Treviso, con il prefetto che ha chiesto alla dirigente scolastica una relazione sulla vicenda. Ho chiesto una relazione alla preside perché, come sappiamo, il prefetto ha il compito di verificare l'esecuzione delle misure anti-Covid, ovviamente attraverso le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine intervengono
perché devono accertare e quindi sanzionare i comportamenti. Se un comportamento si consuma all'interno, diciamo, al chiuso di una casa, di un ufficio, se qualcuno non segnala è chiaro che le forze dell'ordine non possono intervenire. Una relazione per chiarire esattamente cosa sia accaduto alle scuole elementari Giovanni XXIII di Treviso durante le lezioni di un insegnante che, stando a quanto riferiscono colleghi e genitori, non avrebbe rispettato i protocolli di sicurezza anticontagio. Ieri presidio delle famiglie davanti all'istituto con l'intervento della polizia locale e del sindaco Mario Conte, che ha portato la vicenda all'attenzione del prefetto. Quello che preoccupa non è soltanto il fatto che non abbia utilizzato la mascherina o sia negazionista, ma il fatto che anche di tenere questi comportamenti davanti ai bambini e soprattutto anche con un atteggiamento quasi di dileggio di quelle che sono le regole. Il prefetto spiega come prima di intervenire sia necessario far luce sull'intera vicenda. Deve essere avviato un procedimento disciplinare che spetta ovviamente a quelli che sono, diciamo così, i superiori gerarchici dell'insegnante. Bisogna capire se questo comportamento intanto effettivamente si è realizzato, la gravità che esso può rivestire nell'ambito di quelli che sono i comportamenti previsti, sanzionabili, e che tipo di sanzione può essere applicata. Ma c'è un altro aspetto che il prefetto intende ora chiarire. Voglio capire come mai si è dovuto aspettare la segnalazione delle mamme anche arrabbiate e preoccupate e non si sia magari intervenuti prima da parte di chi doveva vigilare. Se fosse tutto provato quello che si è detto, è un po' grave, è un po' spiacevole che non sia riuscita la scuola ad intercettare prima e a bloccare un comportamento che è assolutamente pericoloso. Anche per il presidente Zaia è importante andare fino in fondo. Se è vero che è così, sottolineo se è vero che è così, sono fatti da condannare e da perseguire. Un'altra storia di negazionismo, chiamiamola così, arriva da Castelfranco Veneto. Sentite cosa è successo ieri sera. Nessuna mascherina sul volto nell'affollato convoglio in partenza alla stazione ferroviaria di Castelfranco, e quando il capotreno gli ha chiesto di indossarla ha cominciato a inveire e creare il caos, tanto da impedire la partenza del treno delle 20 diretto a Venezia. È successo ieri sera, protagonista un ventenne di origini algerine in evidente stato di alterazione alcolica. Al rifiuto del giovane, il capotreno ha intimato al ventenne di scendere mentre venivano allertati i carabinieri, ma nemmeno l'intervento dei militari lo ha fatto desistere dalla sua ferma intenzione di non utilizzare alcun dispositivo di sicurezza anti-Covid. Il giovane ha opposto resistenza mentre la tensione saliva alle stelle anche fra i passeggeri, addirittura costretti a causa del ritardo nel frattempo accumulato a proseguire il viaggio su un altro convoglio giunto nel frattempo. Alla fine i carabinieri sono riusciti a riportare la calma. Questo non ha evitato al ventenne di essere pesantemente sanzionato per il suo comportamento. Una grande valanga con un fronte di 600 metri si è staccata oggi dal versante trentino della Marmolada, distruggendo il rifugio di Piana di Fiacconi e un impianto sciistico sopra Passo Fedaia. Non ci sono vittime né feriti. A dare l'allarme è stato il pilota di un elicottero che ha visto il rifugio semisepolto. In queste settimane fortunatamente il rifugio era chiuso. Il soccorso alpino dell'Alta Val di Fassa ha inviato immediatamente delle squadre sul posto e ha constatato appunto che non vi fossero persone coinvolte in questa appunto valanga con un fronte di ben 600 metri. L'omicidio di Vittorio Veneto, domani l'udienza di convalida dell'arresto di Giovanni Maria Cuccato, accusato di aver ucciso Luciano Dall'Ava. Il 44enne rigetta l'accusa di aver avuto intenzione di uccidere anche la donna. Giovanni Maria Cuccato, in carcere a Santabona con l'accusa dell'omicidio del 72enne Luciano Dall'Ava sabato sera a San Giacomo di Veglia, dovrà ripresentarsi domani mattina davanti al magistrato per confermare o rettificare quanto già raccontato durante l'interrogatorio. Accusato anche del tentato omicidio della donna nigeriana che era in auto con il pensionato e per la quale aveva perso la testa, nega con forza di aver avuto la volontà di farle del male. In merito posso solo dire che il mio assistito ha ripetuto più volte che, considerando che la signora tra l'altro è mamma di 2 bambini, non sarebbe stata assolutamente mai sua intenzione quella di privare i bambini della loro mamma. E quindi mi sento di escludere questa possibilità. L'avvocato ha incontrato Cuccato in carcere. L'ho trovato sempre molto dispiaciuto, addolorato, si è reso conto appunto di ciò che aveva commesso e è prostrato
era in grossa difficoltà. Cuccato dovrà affrontare nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Domani ci sarà alle 9 l'udienza per la convalida dell'arresto in carcere e poi il giorno successivo, il 17, alle 11:30 è fissato il conferimento dell'incarico al dottor Furlanetto per l'autopsia. Ancora da stabilire se il 44enne originario di Roncade, ma da circa un anno residente a Conegliano, parlerà col magistrato che sarà collegato da remoto dal tribunale. A riguardo non sono in grado di risponderle ora, ho necessità di confrontarmi ancora con lui. Richieste di pena pesantissime per il crack della Popolare di Vicenza, 10 anni di reclusione, la pena più alta chiesta per l'ex presidente Zonin. Dopo 2 anni di processo e più di 100 udienze sono arrivate le richieste di condanna per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Il pubblico ministero di Vicenza, Luigi Salvadori, ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione per l'ex presidente dell'Istituto di Credito Gianni Zonin. Al termine del processo per il crack dell'istituto il conseguente azzeramento dei titoli in mano a quasi 120.000 risparmiatori. Quanto agli altri imputati, le richieste sono state di 8 anni e 6 mesi per gli ex vice direttore generale Emanuele Giustini e Paolo Marin, di 8 anni e 2 mesi per l'ex consigliere d'amministrazione Gigliotto e 8 anni per l'ex vice direttore generale Andrea Piazzetta. Ancora a cronaca, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per la cronaca che ci porta a Castello di Godego. La luce del giorno mostra la devastazione causata dall'escavatore utilizzato all'alba per un vero e proprio assalto alla pompa di benzina in via Caprera a Castello di Godego. Sono circa le 5 quando una banda composta da più persone è entrata in azione abbattendo con il macchinario le 2 colonnine per il pagamento self-service. Una volta sradicati, i malviventi hanno preso una delle 2 cassettine contenenti il denaro per poi fuggire, sembra, a bordo di un furgone. L'escavatore invece è stato abbandonato. Il danno è in corso di quantificazione. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della stazione di Castelfranco sono partite immediatamente appunto per identificare gli autori. Quanto accaduto a Castello di Godego non è però un episodio isolato. Lo scorso 2 ottobre a Motta di Livenza, assalto con la ruspa ad un distributore Kuwait. Una decina di giorni più tardi, scena simile a San Michele al Tagliamento, e solo nel Rodigino negli ultimi mesi sono stati 5 i colpi portati a termine con lo stesso modus operandi. Per noi in questi casi è molto importante incrociare sia il contributo informativo che può derivare dalle nostre stazioni carabinieri presenti sul territorio, ma è importante anche la collaborazione sicuramente dei cittadini nel segnalare movimenti sospetti, proprio perché questi malfattori si servono spesso di mezzi rubati nelle vicinanze di questi obiettivi. Anche in questo caso diventa fondamentale la collaborazione dei cittadini. Rivolgersi ai carabinieri, chiamare il 112 ogni qualvolta si vedessero appunto movimenti sospetti, soprattutto in ore notturne, di mezzi che naturalmente non vengono utilizzati in quegli archi temporali, insomma. Ritorniamo a parlare di emergenza Covid, ma dal punto di vista psicologico, perché è allarme, solitudine che potrebbe essere aggravata poi dal periodo natalizio. Da qui l'iniziativa di Telefono Amico Treviso. La non stop natalizia è un'attività che svolgiamo da sempre, perché siamo consapevoli che il periodo di Natale è un periodo in cui c'è molto bisogno di famiglia e di non sentirsi soli. Non sentirsi soli a Natale, soprattutto in questo strano Natale 2020. È questo l'obiettivo di Telefono Amico, che per 2 giorni consecutivi, il 25 e 26, risponderà a chi per un motivo o per l'altro sarà o si sentirà solo. La non stop arriva dopo un anno difficile, con richieste di aiuto che sono raddoppiate anche nella Marca. I motivi sono i più disparati: problemi economici e tensioni familiari innanzitutto. Noi qui nel territorio abbiamo avuto un incremento del 50%, quindi le telefonate, che prima erano 7 per turno, che intendo le 3 ore per turno, ora sono diventate 15 e il WhatsApp stiamo arrivando anche a 30 chat per turno. C'è un'impennata di questo bisogno di avere un contatto.
Un bisogno di contatto che riguarda tutte le fasce d'età. Aumentano i giovani mentre gli uomini superano le donne negli accessi. La garanzia è quella dell'anonimato, il consiglio, quello di non vergognarsi. Non dobbiamo avere paura di ammettere di avere questo tipo di difficoltà e soprattutto non dobbiamo avere paura poi di magari rivolgerci a qualcuno che possa aiutarci. Mario Conte, sindaco di Treviso, Pietro Beanna del Partito Democratico, Marco Marin di Forza Italia, Alberto Villanova della Lega, Marco Bonet del Corriere del Veneto, Paolo Quaggetto, avvocato di diritto bancario, saranno loro i protagonisti di Ring questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con Ferdinando Avarino, dove ci sarà anche l'esito del sondaggio che vi stiamo proponendo questa sera. È tutto per quanto ci riguarda per la nostra edizione regionale, adesso ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Cala lievemente la pressione atmosferica, debole perturbazione in transito nella giornata di mercoledì 16 dicembre. Vediamo che conseguenze avrà sul nostro territorio. Iniziamo dal Veneto. Avremo una leggera variabilità con nubi un po' più compatte nelle prime ore e con riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante appunto le ore più fredde della giornata. In mattinata poi si potranno avere anche locali piovaschi, in genere deboli e a carattere sparso. Temperature minime in calo tra 1 e 4 gradi, valori massimi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti. In mattinata saranno possibili occasionali piogge, specie sulle pianure. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, molte nubi, ma nel pomeriggio saranno possibili anche delle schiarite maggiormente soleggiate. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.